Sono tutti ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato e ricettazione. Parliamo di 4 rumeni arrestati stamattina dai carabinieri del comando provinciale di Enna e Caltanissetta. L'operazione, denominata Cupro Predones, padroni del rame, e coordinata dalla Procura della Repubblica di Enna, ha permesso di smantellare una delle organizzazioni criminali dedita ai furti di rame della Sicilia. Ai domiciliari su disposizione del Tribunale di Caltanissetta sono finiti Valentin Alin Mateiuk, di 27 anni, ritenuto il capo dell'organizzazione, Konstantin Nitii, di 25 anni, e Cesar Vasile Botozzato, di 24 anni, ritenuti invece i professionisti del taglio dei cavi di rame, e Gabriel Vicol Miai, di 25 anni. Un fenomeno dilagante di allarme sociale, quello dei furti di rame, come recentemente evidenziato ad Agrigento anche dal ministro degli Interni Alfano. L'indagine nasce nel mese di dicembre 2013 a seguito dell'arresto del cittadino rumeno Alexandru Buciu, di 45 anni, sorpreso nella notte tra il 7 e l'8 dicembre a bordo di un'autovettura in sosta in una strada di Sperlinga nell'Ennese. A bordo del mezzo i carabinieri rinvenivano attrezzi utili a tranciare cavi elettrici di rame. L'elemento di maggiore rilievo che con l'indagine viene rilevato è l'esistenza di un'organizzazione criminale composta da 13 persone, tra rumeni e italiani. Alcune posizioni sono ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria, dedita ai furti di rame. La ricettazione avveniva nel Messinese, si vendeva il rame a 4 euro al chilogrammo. Dalle indagini è emerso anche che ciascuno dei componenti della banda portava degli indumenti di ricambio da indossare al termine dell'attività criminosa al posto di quelli sporchi, ad eccezione degli autisti che, rimanendo in macchina, non ne avevano bisogno. Tutti i componenti utilizzavano diversi telefoni con schede intestate a diverse persone, possedevano anche un notevole parco autovetture. Le indagini dei carabinieri su direttive della Procura della Repubblica tuttora proseguono al fine di accertare eventuali altre corresponsabilità.